trasformazione dalla robotica, noi siamo ora nell'era dell'industria digitale, no? Dell'industria 4.0, della digitalizzazione, e quindi i robot sono utilizzati, a differenza di qualche anno fa, in maniera totalmente sicura, a contatto con gli esseri umani. La frontiera della robotica, con tutte quello che sono le tecnologie dell'intelligenza artificiale, della fusione sensoriale, va verso un contesto in cui i robot non saranno più impiegati solo nelle fabbriche, ma saranno impiegati in tutti gli ambienti, nelle scuole, come siamo oggi, negli ospedali, nelle case, cioè in tutti quegli ambienti dove, oltre ad avere l'esigenza di un computer, di uno smartphone e di un tablet, ci potrà essere anche l'esigenza di avere una macchina che si muove, ed è quello che distingue in maniera profonda quello che è l'intelligenza artificiale da una realtà fisica in cui c'è un oggetto che si muove. Nel momento in cui c'è una macchina che si muove, si pongono degli interrogativi che saranno discussi anche nella giornata di oggi, del sabato delle idee, da un punto di vista di accettabilità, di affidabilità, di sicurezza e di etica.